adesso arrivo un attimo, finisco, intanto voi tirate fuori i libri. Ma cosa credi che sia la tua serva? Leo, finiscila con quel gioco per piacere, Ascolta, sempre i maghi. Cos'è? Dovrei sentire. Niente. No, come niente. Sei. Atena, te l'abbiamo detto un sacco di volte, anche tua mamma te lo dice sempre, non puoi chiedere troppo al tuo fisico, non puoi fare tutte queste cose, fai la scuola, gliene do ordini per mia principessa, va bene? Ma... No, non scompartevi tutti, anche perché sennò quelli non vengono più a vederci dopo. Atena è una ragazza qualsiasi, una ragazza sui 18 anni, che ha un carattere molto determinato, molto solare, positivo, riesce bene a scuola, agli amici, ragazzo, si prende cura dei due fratelli più giovani, degli amici, gli aiuta nei compiti, è estremamente dinamica, fa pallavolo, ha un sacco di interessi, alla quale però a un certo punto capita qualcosa di molto pesante e che imparerà a superare. E si va a toccare uno dei temi forse più grossi e anche purtroppo attuali, che è quello della normalità e di rapportarsi, il concetto che cos'è la normalità, come si articola, come si può capirsi tra persone con punti di vista, con situazioni fisiche, economiche, mentali, culturali diverse. Prima volta che partecipi a una rappresentazione teatrale? Che recito no, però che recito diciamo con la compagnia scolastica sì, e mi trovo meglio dal punto di vista di legami con i compagni, perché comunque conosco e mi trovo molto più a mio agio. Ho un personaggio prefissato e comunque delle battute da dire, per cui per me è molto più semplice rapportarmi da sopra un palco con gli altri rispetto che nella vita di tutti i giorni. Ti aiuta anche appunto nella vita di tutti i giorni, quindi un pochino questa esperienza? Sì. Mi aiuta a sbloccarmi. Sì, anche per me è la prima volta e comunque mi piace anche tanto perché sono riuscita a sbloccarmi, perché prima ero tanto più timida, diciamo, e no, mi piace tanto, bello anche il mio personaggio che mi rappresenta un po', poco, però mi rappresenta un po'. È la prima volta e le mie impressioni sono di paura di salire sul palco, però spero di superarlo. E quindi tutta l'energia che ci mettiamo, è bello poi vedere come miglioriamo tutti insieme, come riusciamo a fare gruppo tutti insieme, e poi ovviamente la soddisfazione di quando riusciamo a fare lo spettacolo, e quindi anche l'emozione fortissima sia prima che dopo.